Via, al tuo hotel. Chi c'è alla radio? La linea ritorna, Francesca, con il nostro ospite di questa mattina. Sì, Marco, il nostro ospite di questa mattina è Pierpaolo Mileto, coordinatore del settore sicurezza di Confartigianato Verona. Buongiorno Pierpaolo. Buongiorno. Parliamo di sicurezza oggi, non è mai abbastanza, bisogna sempre parlare di sicurezza, in particolare ci soffermeremo, almeno in apertura di trasmissione, sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e soprattutto per quel che riguarda l'alternanza scuola-lavoro, ovvero quei periodi di stage che i ragazzi fanno nelle aziende, chiaramente mentre sono ancora studenti, prima di entrare veramente nel mondo del lavoro. Pierpaolo, innanzitutto le faccio una domanda per iniziare, ma in Italia come siamo in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro? Come si può collocare, diciamo, un'ideale classifica a livello europeo? Diciamo che l'Italia in questo momento è allineata col resto d'Europa, quindi da un punto di vista normativo abbiamo una storia anche nostra precedente all'Unione Europea per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro. Logicamente dobbiamo farne di più, nel senso che dalla teoria serve molto anche la pratica. In questi ultimi anni abbiamo visto un ottimo sviluppo dal punto di vista anche pratico della sicurezza in azienda. Ma molto spesso i sindacati, per esempio, quando accade un infortunio anche sul lavoro, invocano più formazione per i lavoratori. Io reputo che la formazione sia fondamentale, però la nostra esperienza ci porta a dire che soprattutto l'addestramento in azienda è fondamentale, soprattutto il rispetto delle regole da parte anche delle aziende che operano assieme nello stesso luogo di lavoro. Sì, dei datori di lavoro, il rispetto delle regole che devono imporre, non passarci sopra a dire sì vabbè tanto non succede nulla. Sì, non considerare le cose che magari vengono reputate banali, sì, ma poi portano all'infortunio, insomma. Certo, allora partiamo dal decreto ministeriale del 2017 che è in vigore dal 5 gennaio del 2018, che ha così colmato le lacune della legge precedente, diciamo, in tema proprio di sicurezza sui luoghi di lavoro. Come le ha ampliate? Sì, allora il decreto 195 parla dell'alternanza scuola-lavoro e ha definito le finalità dei progetti di alternanza scuola-lavoro non come quella di occupare lavorativamente degli studenti all'interno dei contesti aziendali, ma quella di esclusivamente di dare una formazione didattica, pratica. I destinatari sono gli studenti delle scuole, e a seconda che siano professionali oppure dei licei, con 400 ore in azienda, insomma, o 200 per i licei. È un'iniziativa importante perché lo stesso decreto ministeriale definisce la safety dello studente equiparato al lavoratore. La sicurezza, quindi lo studente è un lavoratore a tutti gli effetti nel momento in cui entra in azienda. Esattamente, e quindi diciamo l'azienda che li ospita deve essere a posto e soprattutto tenendo presente che oltre deve fare una valutazione dei rischi che tenga presente non solo le attività che svolge lo studente, ma sia per l'età che ha e le eventuali inesperienze è sicuramente un maggior rischio in azienda, quindi bisogna essere molto attenti. Quindi bisogna tutelarlo ancora di più di un normale lavoratore? Certo. Ci sono delle norme suppletive rispetto, diciamo, a quelle già vigenti in azienda? Sicuramente sì, diciamo che per quanto riguarda il discorso del fatto di avere dei minori in azienda dovremo implementare la valutazione dei rischi. Sì, perché molto spesso sono minorenni gli studenti. Evidenziando infatti quanto il discorso che i minorenni non possono fare determinate lavorazioni, quindi individueremo le lavorazioni vietate al minore in accordo comunque con la scuola, voglio dire, non c'è nessun problema. Da questo punto di vista è importante la formazione che è a carico comunque dell'azienda e può essere anche, diciamo, concordata in fase di stipula della convenzione con la scuola, però ecco, io ribadisco il concetto fondamentale. La formazione fatta dalla scuola, ma soprattutto l'addestramento e la formazione interna di primo ingresso del ragazzo per evitare... Quindi viene fatta direttamente quando il ragazzo entra in azienda? Sicuramente. Addestramento, informazione di primo ingresso, sicuramente questa va curata molto bene dal tutor. Infatti il decreto prevede anche un tutor che è sia per l'azienda cioè per la scuola, ma soprattutto in azienda, insomma, diciamo un operaio esperto che accompagna il ragazzo nell'imparare, nell'apprendere e nel fargli venire voglia di come dovrebbe accadere in tutte le aziende quando arriva una persona alle prese con il primo lavoro. Ci dobbiamo fermare per una pausa musicale e ritorneremo tra poco.
su Radio Verona. Cara Francesca, Caro l'argomento anche Marco. questa mattina molto interessante per chi è all'ascolto, il tema della sicurezza che Per riguarda i sempre genitori tutti, degli soprattutto, studenti che sì. fanno questa alternanza scuola-lavoro e Mhm. non è un passare le fotocopie, ma in Brava. certi casi è proprio iniziare un vero e proprio lavoro, se non altro, come abbiamo spesso detto da questi microfoni, scoprire se il lavoro, diciamo, che ti è stato assegnato fa per te o meno, perché già è importante quello, capire, no? Quando sì. sei giovane. Ci fosse Lo stato da chiediamo al giovane una nostro cosa del ospite. genere, È guarda, vero. non sarebbe stato Chissà, comodo, avresti no? scelto tu di fare lo speaker? sicuro. Probabilmente sì. Ma sì, lo facevo già, ma poi Lo magari facevi avresti già. avuto altre magari opportunità, Sì, no? noi queste opportunità non le abbiamo mai avute, abbiamo dovuto iniziare subito a entrare nella mischia, insomma. Allora, in studio abbiamo Pierpaolo Miletto, coordinatore del settore sicurezza di Confartigianato Verona, che ci ha spiegato come il ragazzo che entra in azienda per, diciamo, questo percorso di alternanza scuola-lavoro deve essere sottoposto all'inizio, proprio al primo ingresso, alla formazione. Sottolineavamo l'importanza della formazione in azienda, Pierpaolo. Sì. Poi che cosa succede? Niente, per quanto riguarda il discorso che è fondamentale, è il discorso del documento di valutazione dei rischi. Sappiamo che questo è Valutazione dei rischi, sì. è un adempimento, insomma un Che le obbligo. aziende devono... Esattamente, da tempo poi, e logicamente riguarda le aziende che hanno già dei lavoratori dipendenti, quindi voglio dire la persona che entra in alternanza scuola-lavoro deve entrare in un ambiente che è già tutelato e sicuramente insomma con questa tipologia di documenti si riesce a valutare il piano di miglioramento per la sicurezza e il grado di attuazione. Ecco, in questo senso noi aiutiamo le aziende, voglio dire quotidianamente ormai da anni, a realizzare tutto quello che riguarda l'aspetto della struttura. Ma sono attenti i datori di lavoro in tema di sicurezza perché hanno paura di ricevere eventuali sanzioni oppure perché c'è più sensibilità? No, allora la sensibilità è aumentata anche perché purtroppo gli infortuni sul lavoro si registrano, insomma, e non sono mai pochi, insomma, lo vediamo poi certo. anche nel quotidiano. Lo riportiamo noi purtroppo. Soprattutto perché poi c'è anche una consapevolezza, insomma, del fatto che ci si lavora, i nostri artigiani lavorano con i nostri dipendenti, quindi voglio dire... Siamo delle famiglie e come tali alla sicurezza ci teniamo. Logicamente dobbiamo sfatare un po' quello che è sempre stata la sicurezza intesa come un semplice adempimento, ma dobbiamo un attimo viverla. Ecco, Confartigianato in questo senso non solo realizza il documento che può essere visto come un adempimento burocratico, ma anche lo spiega. Questa è la differenza tra un'associazione di categoria e magari il mondo del privato. Che tipo di consulenza fate alle imprese? Anche per chi ci stesse ascoltando e fosse interessato, naturalmente, non a mettersi in regola perché quello deve averlo già fatto, ma ad approfondire la tematica. Allora, innanzitutto diamo le informazioni e quindi voglio dire spieghiamo a tutti il campo di applicazione dei vari normative. Fate degli incontri, voglio dire, hanno delle degli cadenze, incontri, ma soprattutto degli appuntamenti direttamente personalizzati. Andiamo a curare tutto l'aspetto della sicurezza intesa come impianti, quindi voglio dire anche per quanto riguarda eventuali verifiche previste dalla norma su mezzi di sollevamento, su impianti, piuttosto che l'aspetto documentale andiamo a verificare quali sono i rischi in azienda e diamo le soluzioni, unito poi all'aspetto della formazione in azienda e degli addestramenti sull'uso di determinate attrezzature. Insomma, ecco, tenete presente che poi la nostra associazione utilizza anche una serie di fondi che vengono proposti dagli enti bilaterali dell'Artigianato Veneto piuttosto che delle DILCAS nel nostro caso, che aiutano le aziende a sopportare anche eventuali investimenti in tal senso. Quindi ecco, le chiedo, ma perché di fronte, diciamo, a questo aumento di infortuni sul lavoro e di fronte a questa aumentata sensibilità nei confronti della sicurezza si verificano sempre questi episodi? Allora, ci sono dei fattori che sono, diciamo, difficili da controllare. Sì, da prevenire, che sono poi i fattori umani. E comunque noi registriamo che per quanto riguarda gli infortuni nel nostro comparto, diciamo, siamo abbastanza stabili, stanno calando addirittura, non solo perché sono calate le ore lavorate, ma proprio perché è migliorata la situazione aziendale. Logicamente c'è sempre un fattore umano e mi dispiace dirlo, però quando si dà confidenza alle macchine a determinati tipi di lavorazione è dove si sbaglia, insomma, ecco. Sì, quando si ha confidenza, come in auto, quando si ha confidenza nel guidare l'auto, esatto. Si prende più con bisogna essere sempre un po' principianti, ecco, nel senso essere attenti, esatto.
Vorrei ricordare anche in chiusura di questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme un appuntamento molto importante. L'avevamo fatto martedì scorso perché sono appuntamenti rivolti agli artigiani, sono appuntamenti gratuiti. Lunedì 11 giugno a Soave, nella sala civica in piazza dell'Antenna, si parlerà di consapevolezza finanziaria. Dunque tutti gli artigiani dell'Est veronese, non solo perché l'ingresso è libero, sono invitati a questo appuntamento alle ore 21, immagino in orario serale. E per chi volesse avere maggiori informazioni può anche scrivere sul sito appunto di Confartigianato. Prego, vuole ricordarlo lei magari? Confartigianato.verona.it. Sì, c'è anche, abbiamo avuto un aiuto esterno. No, perché mi ero un attimo ci distratto. si può anche dimenticare. No. Perfetto, Marco, direi che abbiamo esaurito la nostra chiacchierata mattutina. Ci risentiamo al prossimo appuntamento, martedì prossimo. Ringraziamo Pierpaolo Mileto, responsabile del settore sicurezza. Grazie a buon voi. lavoro. Chi c'è alla radio?